perché è l'unico passaggio in tutti i pellegrinaggi che si fa 3-4 km, si guarda un fiume. L'infanzia, quella che mi ha formato, è legata con un cordone ombelicale a questa esplosione della natura che è il fiume Po. Perché a 10 anni, 12 anni si veniva a pescare, si faceva il bagno. La prima traversata, ricordo, io l'ho fatta a 12 anni. Quindi questo fiume mi è sempre rimasto dentro, questo imprinting che è rimasto in me. La passione per questo ambiente, per il delta del Po, mi è stata trasmessa un po' dal papà e dallo zio. Sono stati i primi a far conoscere il delta, i primi turisti che arrivavano qua, parlo anni 60.